Buongiorno, benvenuti al TG Sicilia. Le principali notizie. L'allarme terrorismo dopo l'attacco americano ai siti nucleari iraniani. La Sicilia con le basi americane tra i territori più esposti, ma il vero pericolo è sulle rotte commerciali dal Golfo Persico. Al nostro microfono l'ambasciatore Scognamiglio. Volano anche in Sicilia i prezzi dei carburanti. Per un pieno di benzina 2 euro in più in 7 giorni. Ed è ancora solo un progetto di Teheran, la chiusura dello stretto di Hormuz, dove passa il 20% del petrolio mondiale. A Gela ha sequestrati beni per 50 milioni a un imprenditore attivo nel settore della pesca e del commercio di prodotti ittici. Già condannato in via definitiva per associazione mafiosa, ha favorito l'infiltrazione della cosca gelese nell'economia legale per il riciclaggio di proventi illeciti. Catania senza soldi e senza denti, sit-in di protesta dei truffati di Visodent per cure dentali mai ricevute e pagate in anticipo. A Santa Catalibattiate, alle porte di Catania, trafugate 80.000 carte di circolazione in bianco e migliaia di documenti dagli uffici della motorizzazione civile. Probabile furto su commissione per facilitare false immatricolazioni all'estero. Dal 2 luglio in attività il dissalatore di Gela, il primo dei 3 impianti mobili previsti contro la crisi idrica, ma costerà 24 milioni ed è una soluzione solo temporanea. Concerti, Mario Biondi incanta Agrigento davanti al Tempio della Concordia, un evento simbolo della festa della musica celebrata nella capitale della cultura. Calciomercato, Palermo attivissimo, il club rosanero è pronto a chiudere per Audero, Elia e Palumbo. In Serie C la Ternana riscatta Cianci dal Catania, che domani presenta il direttore generale Zarbano e il DS Pastore. Bentrovati. L'attacco degli Stati Uniti all'Iran fa innalzare i livelli di allarme terrorismo in Italia. La Sicilia con le basi statunitensi tra i territori più esposti, ma il vero pericolo è sulle rotte commerciali dal Golfo Persico. L'analisi dell'ambasciatore Giuseppe Scognamiglio, intervistato da Luca Ciliberti. L'attacco degli Stati Uniti all'Iran ha causato un effetto domino su scala mondiale, rendendo necessario un ulteriore innalzamento dei livelli d'allerta sulla sicurezza. Sono oltre 29.000 gli obiettivi sensibili sottoposti a vigilanza per possibili ripercussioni terroristiche. Sigonella, Niscemi per la presenza del MUOS, Augusta e Trapani tra questi. La Sicilia è il ponte dell'Europa nel Mediterraneo, quindi certamente è un punto strategico di grande attenzione. Mi pare davvero difficile che noi dobbiamo temere qualcosa, se non di cellule così impazzite che possono girare per il mondo. L'attacco degli Stati Uniti, secondo l'ambasciatore, non è da considerarsi però un primo passo verso un conflitto mondiale. L'estensione del conflitto mi pare improbabile perché né la Russia né la Cina né altri player sembrano intenzionati a dare manforte all'Iran. L'Occidente però potrebbe pagare caro con la chiusura dello stretto di Hormuz, un crocevia per l'economia mondiale. Però, come dimostrano i fatti, la decisione già presa dal Parlamento iraniano non sta avendo un'efficacia immediata. Molti grandi mercantili, navi mercantili non stanno transitando per ragioni di cautela da quello stretto e quindi già qualche effetto negativo lo stiamo vedendo, però è molto difficile anche per l'Iran riuscire a chiudere quello stretto dal punto di vista dell'efficacia. Non sembra avere capacità militari e organizzative che consentano questo tipo di misure.
Intanto il prezzo della benzina torna a aumentare anche in Sicilia, più di 2 euro in 7 giorni, e in Italia si temono nuovi rincari non solo sui carburanti ma anche su bollette e beni essenziali, e i consumatori sono allarmati. Eva Spampinato. Si è accorta dell'aumento dei prezzi? Sì, ma non solo purtroppo della benzina. Sono abbastanza preoccupato. La preoccupazione da parte dei consumatori è già alle stelle. Come alle stelle stanno schizzando i prezzi dei carburanti. Per un pieno di benzina più 2 euro in 7 giorni. Secondo i dati del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, in una sola settimana, dal 16 al 23 giugno, la benzina in modalità self-service è rincarata di 4 centesimi al litro. Dati confermati anche dal presidente della Figisc calabrese. L'Italia c'è da dire che importa poco petrolio dall'Iran, però il prezzo ovviamente viene diviso a livello mondiale. 2,36 euro al litro il costo della benzina in autostrada, 2,28 il diesel secondo il Codacons. La stangata è maggiore in alcune regioni, in particolare in Sicilia. È un suicidio questo, voluto, perché non c'è spiegazione, ma anche un cretino capirebbe che questa politica che stanno facendo questa Europa con questi servi che sono i nostri politici ci stanno distruggendo. Siamo schiavi di questo sistema. Dal governo cosa si aspetta? Riduzione di accise, venire incontro al consumatore medio. Colpa del nuovo fronte di guerra in Medio Oriente, dove stavolta gli Stati Uniti sono direttamente coinvolti. Gli occhi sono puntati sullo stretto di Hormuz, passaggio strategico da cui transita un terzo del greggio mondiale. Se il conflitto andrà avanti, ovviamente le quotazioni dei prodotti raffinati aumenteranno, di conseguenza aumenteranno il prezzo di tutti i beni che viaggiano su ruota. E i risultati adesso li vedremo per decenni. Qui ci sarà una povertà spaventosa con la violenza, perché dove c'è povertà c'è violenza, disoccupazione, disagio, droga. Infatti Catania è invivibile. Le altre notizie: a Termini Imerese è arrivato il relitto del Besian, riportato alla luce 10 mesi dopo l'affondamento. Iniziate le operazioni per recuperare anche l'albero, ma per le perizie sulle cause del naufragio bisognerà aspettare altre 2 settimane. Maglio Viola. È arrivato a Termini Imerese ed è stato adagiato su una struttura in acciaio realizzata appositamente per ospitarlo, il Bayesian, il veliero affondato al largo di Porticello la notte del 19 agosto del 2024 e recuperato dal fondo del mare dopo 10 mesi. L'imbarcazione adesso resterà nel porto in un'area dedicata e sorvegliata a disposizione della Procura e dei suoi periti. Saranno eseguiti una serie di controlli sullo scafo, solo tra 15 giorni però sarà possibile entrarvi all'interno. Si dovrà attendere per scongiurare la presenza di gas tossici che possono essersi prodotti durante la lunga immersione. Nel frattempo verrà eseguito lo svuotamento dei 18.000 litri di carburante presenti nei serbatoi. Anche questa è un'operazione molto delicata. Dai primi rilievi è emerso comunque che lo scafo è integro, non ci sono falle che avrebbero potuto provocare l'affondamento. Nelle prossime ore saranno eseguite un'altra serie di perizie esterne dette a vista che servono a preparare la fase successiva di ingresso nello scafo, che scatterà come detto fra 2 settimane. Oggi intanto iniziano le operazioni per recuperare l'albero che è stato tagliato nei giorni scorsi e lasciato al momento in fondo al mare. La gru Ebbo Lift 2 è rimasta nella zona di Porticello per eseguire le operazioni di recupero dell'ultimo pezzo, mentre la Ebbo Lift 10 portava il veliero a Termini. Il Bayesian, il veliero del magnate inglese Mike Lynch, era colato a picco durante una tempesta poco meno di un anno fa, uccidendo 7 persone. A Trapani 8 medici indagati, primo provvedimento per lo scandalo degli esami istologici in clamoroso ritardo. La procura chiede l'incidente probatorio davanti al giudice per le indagini preliminari. Laura Spanò. Approdo davanti al GIP del Tribunale di Trapani con una richiesta di incidente probatorio lo scandalo costituito dagli oltre 3.000 referti istologici rimasti per mesi in attesa di essere esaminati, mentre i pazienti oncologici si aggravavano e morivano anche senza cure. Ci sono 8 indagati, tutti medici dei reparti di anatomia patologica degli ospedali di Trapani e Castelvetrano. I loro nomi sono finiti iscritti nel registro degli indagati per omicidio colposo, lesioni personali colpose e omessa vigilanza. Dinanzi all'accusa di omessa vigilanza viene da pensare
pensare che tra gli 8 indagati possano esserci anche super burocrati dell'assessorato regionale alla salute e dell'ASP di Trapani. All'incidente probatorio dinanzi al GIP si arriva dopo la prima informativa finita sul tavolo del procuratore della Repubblica Gabriele Paci e del sostituto procuratore Antonella Trainito, un'indagine che era stata aperta dalla Procura di Marsala. Lì aveva presentato la sua denuncia la professoressa Maria Cristina Gallo, la paziente mazzarese che aveva fatto scoprire il buco nel sistema sanitario pubblico. Poi altre denunce si sono aggiunte e il fascicolo per competenza territoriale è passato a Trapani. Il GIP dovrà nominare un collegio di periti per esaminare tutto il materiale raccolto dai NAS, un momento preliminare all'eventuale dibattimento. Se i periti daranno ragione al PM, si procederà con la richiesta di rinvio a giudizio, avendo una prova per così dire certificata. Dinanzi ad atti irripetibili si tratta anche dell'esame di materiale istologico che potrebbe andare perduto col tempo. L'incidente probatorio è la via preferita dalle procure, ma non è da escludere che all'esito di un incidente probatorio che potrebbe risultare a sfavore quanto a favore dei medici indagati, l'indagine possa proseguire anche verso altre direzioni. Tra quello che è emerso c'è anche l'anomalo funzionamento del sistema di assegnazione dei medici per gli esami di laboratorio verso gli ospedali di Trapani e Castelvetrano, già sovraccarichi e quasi al collasso. Il CUP e il Centro Unico di Prenotazione finiva infatti con l'assegnare pazienti anche non residenti in provincia di Trapani. A Gela sequestro da 50 milioni a un imprenditore attivo nel settore della pesca e della commercializzazione di prodotti ittici, anche su scala internazionale. Legato al clan Rinzivillo, avrebbe favorito infiltrazioni di Cosa Nostra nell'economia legale e monopolizzato il mercato in cambio di protezione. Desiree Ferlito. Imponevano le loro forniture di pesce monopolizzando di fatto il mercato con metodo di stampo mafioso. La Guardia di Finanza di Caltanissetta ha dato esecuzione a un provvedimento di sequestro di beni emesso dal Tribunale di Caltanissetta nei confronti di Emanuele Catania, imprenditore gelese attivo nel settore della pesca e della commercializzazione di prodotti ittici, anche su scala internazionale. Un patrimonio del valore di circa 50 milioni di euro, con sedi e ramificazioni operative in Italia e Marocco. Emanuele Catania era già noto alle forze dell'ordine perché già condannato in via definitiva per associazione mafiosa. Le dichiarazioni di numerosi collaboratori di giustizia hanno descritto, sin dagli anni '80, rapporti fondati su reciproci obblighi e vantaggi illeciti tra Catania e il clan Rinzivillo di Gela. Per l'accusa l'imprenditore ha favorito l'infiltrazione della famiglia mafiosa nel tessuto economico legale di attività con le quali riciclare proventi illeciti. Dalle indagini sarebbe emerso che il settore ittico era gestito in massima parte solo da mafiosi. Il clan Rinzivilla avrebbe poi investito i proventi dell'attività illecita di traffico di stupefacenti nelle attività economiche dei fratelli Catania, che godevano di protezione grazie ai rapporti privilegiati e di natura economica legata al clan. Il GIP di Siracusa ha convalidato il fermo di Salvatore Emanuel Rametta, padre e figlio accusati dell'omicidio avvenuto mercoledì scorso ad Avola. I due avrebbero confermato l'aggressione in strada, sostenendo però di non avere sparato colpi di pistola. E siamo alla giallodinesima a Catania, investigatori all'opera per risalire agli autori del ferimento a un occhio di una ragazza in via Santo Cantone, ma ci sono bocche cucite tra i residenti. Tonino De Mana. Bocche cucite tra i residenti di via Santo Cantone e massimo riservo degli investigatori che non fanno trapelare nulla. E così un giallo, il ferimento di una ragazza di 18 anni colpita al volto venerdì sera da una pistolettata negli alloggi popolari di Nesima. Proiettile che si è conficcato tra il naso e l'occhio sinistro, rendendo necessario un delicato intervento chirurgico di ricostruzione maxillofacciale. Il bulbo oculare salvo, non l'ha vista, mentre la ragazza, ricoverata all'ospedale San Marco, resta in prognosi riservata. E siamo alle indagini con i carabinieri del Comando Provinciale di Catania che lavorano sotto traccia per risalire ad autori e movente. Al momento resta la testimonianza della vittima che a caldo ha riferito agli investigatori di essere stata colpita al volto mentre era affacciata al balcone di casa, versione che sembra non convincere e che induce ad ulteriori verifiche, mentre potranno essere utili ai fini delle indagini gli accertamenti balistici per ricostruire la traiettoria del proiettile vagante che ha ferito la 18enne. Sempre a Catania cresce la protesta dei truffati di Visodent.
per le cure dentali mai ricevute e pagate in anticipo. Davanti alla sede della finanziaria denunciano: siamo senza soldi e senza denti. Giusy Lazzara. Ho fatto vari interventi, l'ultimo intervento non è stato finito e devo pagare ancora 3 anni. Al 2023, che mi sono sempre sentita presa in giro. A Catania i truffati di Visodent si sono ritrovati davanti alla sede della finanziaria, alla quale devono le rate per le cure dentali mai ricevute e pagate in anticipo. Molti di noi sono anche senza denti o con cure a metà, per cui abbiamo bisogno dello stop immediato ai finanziamenti. Siamo sopra i 20.000 euro. Io chiedo solo di staccare i finanziamenti almeno qua per almeno completare i nostri lavori, perché siamo rimasti a metà proprio e senza soldi e senza denti. Chiedono di poter parlare con i responsabili, ma vengono dirottati a un ufficio stampa della sede centrale della finanziaria di Milano. Visodent prometteva cure dentali altamente professionali, ma ha chiuso all'improvviso, lasciando centinaia di persone a Catania, Trapani, Messina e Ragusa. Mia mamma ha speso appunto la bellezza di 5.200 euro e mia mamma non può mangiare, non può deglutire, ha problemi di digestione. Abbiamo fatto bonifici, abbiamo fatto il finanziamento e non per risparmiare, siamo andati da Visodent per risparmiare, ma poi all'improvviso puff, è scomparso. E quindi, siamo tutti nella stessa situazione. Tante le storie, ma un'unica determinazione a non fermarsi e andare avanti anche con azioni legali. Insolito furto alla motorizzazione civile a Sant'Agata Libattiati, sottratti documenti con dati sensibili e migliaia di carte di circolazione in bianco. L'UGL, il sindacato, denuncia: la sede è inadeguata. Tonino De Mana. Un ingente quantitativo di carte di circolazione in bianco, 80.000 circa, e di documenti con dati sensibili sono stati rubati negli uffici della motorizzazione civile in via Gabriele D'Annunzio a Sant'Agata Libattiati. A denunciare l'accaduto è l'UGL Catania, che invoca un intervento da parte della regione siciliana, proprietaria dell'immobile preso in locazione. Il furto, probabilmente fatto su commissione, potrebbe avere ricadute potenziali sulla sicurezza stradale e sulla legalità. È preoccupante perché sono delle carte di circolazione in bianco, non capiamo quale sarà l'utilizzo di queste carte, se per la circolazione nel nostro paese o fuori dai nostri paesi. Tornando alle carte di circolazione, potrebbe essere un furto su commissione, e se chi l'ha fatto perché? Questo non lo sappiamo, ma credo proprio che sia un furto per commissione, perché la carta in sé non ha nessun valore se non per essere utilizzata per scopi illeciti. Sono stati anche rubati tanti documenti con dati sensibili. Più che non abbiamo ancora la contezza di tutto quello che è stato portato via, sicuro sono state portate via le carte di circolazione, ma all'interno dell'archivio c'erano anche documenti con dati sensibili, sicuramente sì. Carte che, ripeto, non sappiamo che utilizzo ne faranno, sicuramente un utilizzo illecito, più propenso forse verso l'estero che per l'Italia. L'organizzazione sindacale denuncia anche la posizione poco strategica della struttura rispetto al capoluogo ed una serie di problemi organizzativi come la mancanza di piani di sicurezza adeguati, barriere architettoniche che impediscono l'accesso ai cittadini con disabilità e l'inefficienza del sistema di climatizzazione con macchine vecchie e in molti casi non più funzionanti. Dal 2 luglio potrebbe partire ufficialmente l'impianto di Gela, primo dei 3 dissalatori mobili previsti in Sicilia per affrontare la crisi idrica. Ma il conto è già salato, si parla di 24 milioni di euro in soli 2 anni per una soluzione temporanea. Gerry Italia. Countdown iniziato tra il 2 e il 3 luglio, salvo imprevisti, dovrebbe accendersi il primo dei 3 dissalatori mobili previsti in Sicilia per far fronte alla siccità. Il primo test sarà proprio a Gela, dove l'impianto è già pronto, ma mentre si lavora agli ultimi collegamenti una certezza c'è già: il costo economico per le casse pubbliche sarà altissimo. 3 impianti, Gela, Porto Empedocle e Trapani, realizzati in soli 120 giorni con tecnologia di ultima generazione, producono fino a 96 litri di acqua potabile al secondo grazie al sistema di osmosi inversa e filtri avanzati. Ma l'acqua dissalata, si sa, non è a buon mercato, tra 1,50 euro e 1,70 euro al metro cubo, tradotto 1 milione di euro al mese, 24 milioni nel prossimo biennio. E questa la strategia messa a punto dalla task force regionale contro la siccità guidata da Salvo Cocina. 2 anni di utilizzo continuativo per dare tempo ai bacini naturali, soprattutto nel versante occidentale dell'isola, di ricostituire le proprie riserve. Nel frattempo a sostenere i costi sarà interamente la regione. Dopo il biennio le spese verranno in parte scaricate sui gestori idrici, con una quota destinata inevitabilmente a ricadere
ricadere sulle bollette dei cittadini. Il prezzo non potrà superare i 70 centesimi a metro cubo per i gestori, ma il resto dovrà comunque essere coperto da risorse pubbliche. Dietro al progetto un investimento da 100 milioni di euro, impianti, infrastrutture, tubazioni in mare e a terra. A gestire tutto è Siciliacque, società partecipata da Italgas e Regione Siciliana, che sta completando l'integrazione dei dissalatori nella rete regionale. Una risposta d'urgenza che non basta a risolvere il problema alla radice, ma che secondo le istituzioni rappresenta un primo passo verso una maggiore resilienza idrica per l'isola. Acqua dissalata a prezzi salati, in attesa che la pioggia e la programmazione strutturale facciano il loro corso. Concerti, Mario Biondi incanta Agrigento davanti al Tempio della Concordia, musica e bellezza per celebrare la festa della musica e la capitale della cultura. Davide Sardo. Quando la musica incontra la bellezza eterna, nasce qualcosa che va oltre lo spettacolo, nasce emozione pura. Nel cuore della Valle dei Templi, davanti al maestoso Tempio della Concordia, la voce calda e inconfondibile di Mario Biondi ha acceso l'anima della festa della musica. What's it all about? How is it just for the moment we're Un concerto intenso, elegante, impreziosito dall'Orchestra Sinfonica Jazz e Pop del Conservatorio Toscanini di Ribera. La musica ha celebrato la vita, la cultura e il futuro. Un evento simbolo della festa della musica e del percorso di Agrigento, capitale italiana della cultura 2025. Un vero incanto lì. Adesso è il momento della nostra pausa, tra poco il calciomercato con il Palermo attivissimo e i giorni di fermento per le altre siciliane. Vi aspetto tra pochissimo. Calciomercato che entra nel vivo per il Palermo rosanero vicini ad Audero, Elia e Palumbo. Marco Gullà. Palermo accelera sul mercato in vista del ritiro di metà luglio in Valle d'Aosta con l'obiettivo di fornire al tecnico Pippo Inzaghi una base solida da cui partire. Il nome in cima alla lista resta quello di Emil Audero, portiere che ha espresso il desiderio di ritornare in rosanero dopo l'esperienza della stagione scorsa. Tuttavia lo scoglio principale resta l'ingaggio da 1,5 milioni di euro a stagione. La dirigenza studia una formula che prevede il prestito oneroso dal Como con diritto di riscatto e stipendio spalmato, ma la trattativa resta complessa anche per la necessità di un accordo con il Como, proprietario ovviamente del cartellino. Molto avanzata anche la trattativa per Palumbo del Modena. Il Palermo ha messo sul piatto un'offerta da 2 milioni di euro complessivi con possibile contropartita tecnica. I canarini hanno chiesto il giovane De Planche, ma il club rosanero non intende perdere il controllo sul cartellino del portiere che ha fatto molto bene con l'Under 21 azzurra. Vicino anche Salvatore Elia, l'esterno attualmente in forza allo Spezia, ha ancora un anno di contratto, ma il ritorno al Palermo si potrebbe concretizzare per una cifra intorno al 1,5 milioni. Sulla fascia sinistra, occhi puntati su Augello, il terzino non rinnoverà con il Cagliari ed è seguito anche dalla Cremonese fresca di promozione in A. Il Palermo lo considera ideale per presidiare stabilmente la corsia mancina. Intanto sul fronte cessioni Aurelio è stato definitivamente ceduto allo Spezia. Giorni di fermento per le siciliane di Serie C. Il Catania attende la conferenza stampa di mercoledì per far conoscere le strategie del club rossazzurro. A Trapani si prepara il ricorso al CONI per la penalizzazione, mentre a Siracusa in settimana è previsto l'incontro con il tecnico Turati per avviare la programmazione. Francesco Triolo. L'attenzione è tutta rivolta a mercoledì mattina. Tra meno di 48 ore il Catania non solo presenterà ufficialmente il nuovo direttore generale Alessandro Zarbano e il nuovo direttore sportivo Ivano Pastore, ma svelerà anche il programma per la prossima stagione. Infatti, al di là di conoscere i 2 volti nuovi dell'organigramma societario, sarà importante il contenuto che riempirà la conferenza stampa. Programmi, budget da spendere sul mercato, possibilità di vendere gli esuberi e interventi per rafforzare la squadra, la vicenda Torre del Grifo, tra asta al rialzo ed eventualmente tempi per
per rimettere in funzione la struttura e sarà insomma l'occasione per tracciare una linea e delineare il futuro, che passa anche dalle eventuali conferme. Il club rossazzurro ha presentato un'offerta ad Inglese per il rinnovo del contratto in scadenza a fine mese. Mercoledì intanto scadrà anche la finestra per esercitare il diritto di riscatto per i prestiti che prevedevano l'opzione. Il Catania deve decidere su Del Fabbro e De Paoli, entrambi destinati ai saluti. Si va verso il ritorno di Castellini dal Pisa, Teio dalla Salernitana e D'Andrea dal Cerignola. Pietro Cianci invece resterà alla Ternana. La società umbra ha esercitato l'opzione per tenere con sé il centravanti barese. A Trapani si prepara invece il ricorso al collegio di garanzia del CONI per puntare almeno ad una riduzione della penalizzazione di 8 punti confermata dalla Corte d'Appello federale. Poi si lavorerà sul mercato con la società Granata alla ricerca di almeno 4 rinforzi, a cominciare dalla punta. Uno dei nomi è l'argentino Ferrari, in scadenza col Vicenza, mentre per il centrocampo si pensa a Celeghin del Giuliano. A Siracusa è la settimana decisiva per la programmazione. Il tecnico Marco Turati incontrerà il direttore generale Alessandro Guglielmino per fare il punto. In uscita c'è Maggio, vicino alla Scafatese, Russotto e Sarau sono nel mirino di Gela e Nissa. E noi ci fermiamo qui, grazie per l'attenzione e buon pomeriggio.